Professore Di Natale, lei ha scritto 50 libri, un traguardo sicuramente importante, con un contributo notevole all'editoria siciliana e non solo. 50 libri non si scrivono in un giorno, nemmeno in un mese, ma in una fatica che è durata ormai, si può dire, più di 40 anni. Una ricerca continua, costante, un impegno che ha prodotto nel tempo questo risultato. 50 libri, devo dire, è una soddisfazione personale, perché è un traguardo di cui ne sono Ecco, gli argomenti su cui lei ha spaziato sono stati vari. Sì, i temi principali delle ricerche sono la teologia, la storia ecclesiastica, e devo dire che sto realizzando un'opera di studio che riguarda tutte le diocesi siciliane. C'è un progetto di 17 volumi, sono arrivato a 13 volumi perché ho studiato fino adesso 13 diocesi. Oltre alla storia ecclesiastica, altro campo di ricerca è la bioetica clinica, e anche qui ho fatto diverse pubblicazioni, e infine la critica letteraria. E nel mondo della critica letteraria ho trattato diversi autori, da Dostoevskij a Leonardo Sciascia, Pasolini, Ungaretti, e posso dire anche gli autori più conosciuti e affermati nel panorama culturale italiano.